Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. È un piacere accogliervi qua per questa serata speciale, tutta musicale di Pordenone Docs Fest. Good evening, everybody. Welcome. It is a pleasure to welcome you to this special and musical evening. E questa sera abbiamo un piacere ulteriore perché qui con noi ci sono degli ospiti altrettanto speciali. Ve li introduco uno alla volta. Un documentarista che interroga il presente lavorando anche sui materiali d'archivio, fresco vincitore agli EFA per il miglior documentario. We also have some special guests here. The first one is a documentarist interrogating himself and presenting, working with archive material, also an EFA awardee. Igor Bezinovic. Igor Bezinovic. Con noi c'è una scrittrice molto legata alle storie di questa terra, ha raccontato con pagine molto intense il terremoto, quello che ha sconvolto le storie delle nostre famiglie, di cui quest'anno ricorre il cinquantenario. A writer with a deep bond with this territory, and she wrote about the earthquake that struck Friuli, and this year we celebrate the 50th anniversary. E il suo ultimo romanzo è uno dei romanzi più belli che potete leggere sul cinema, che parla proprio della magia che esiste solamente nelle sale cinematografiche quando diviene buio e lo schermo si illumina. Her latest book is about the magics of film, of cinema, especially when it gets dark. Esther Kinski. Esther Kinski. Come avete capito sono i membri della nostra giuria, lo abbiamo accolto oggi, abbiamo visto già alcuni suoi film, sarà protagonista di un'importante masterclass domenica, ha girato il mondo e ce l'ha mostrato con i suoi film che hanno vinto decine e decine di premi. So these are the members of our jury, as you may have understood. We've already watched some of his films. He will have a masterclass this Sunday. He has traveled and he's shown us the world. Nikolaus Geiralter. Adesso abbiamo una tradizione di questo festival, ci teniamo molto a raccontare il lavoro che c'è dietro le quinte. Il festival è per noi un piacere nell'accogliervi, nel preparare tutto. È una fatica, ma è soprattutto anche una professione culturale. Come ogni sera vi svegliamo qualcosa che viene dal backstage. So this is a tradition of ours. So we like to tell what happens in the backstage because the festival for us, it's of course it's a pleasure, but it's also hard work and it's a cultural work. Vediamo una clip e torniamo fra pochissimo. So. Dea Ginozzi. Ok. Grazie Dea di questo film. Prima di tutto so che vi chiederò un altro applauso, però oggi doveva essere con noi anche tuo papà, che però è stato poco bene questa settimana, nulla di grave, però facciamo anche un grande applauso per Aslan Ginozzi, che è il protagonista. Dea, thank you for your film. And first of all, a huge applause for Aslan, your dad, who's unfortunately was unwell, so was unable to come here. Nothing serious, but... Bene, grazie del tuo film. Ti devo
chiedere alcune curiosità e ovviamente poi ci sarà lo spazio per qualche domanda dal pubblico. La prima, il film è molto denso, molto privato, qualcosa che viene dal tuo vissuto. È proprio come hai lavorato, se questo film è stato scritto o ti è successo fra le mani, qualcosa che è accaduto mentre lo facevi. So first of all, thank you for the film, which is very dense and private in a way. So how did you work? Did you had a script? Did you had a storyline, or did it just happen while you were working? No, I still had a sort of treatment. I wouldn't say a script, but the idea of the film came from the fact that a few years ago my father started sending us to his children, basically, the stories he had told us when we were growing up about his childhood. He started writing them and he sent them to us by email. And when I started receiving them, they were just so detailed and beautiful and so precise about the experiences of his childhood. It felt like it was kind of crystallized in his mind, like certain memories. And so I kind of started like keeping them, and I just like started thinking about this film, of saying like these stories are so cinematic, I would want to, like recreate them. And so I started writing this treatment that was really based on these stories. And at first I thought the film would be much more fictionalized, with a lot more fiction elements. But going back to the village, and especially going back to the village with my father, it kind of became so incredibly strong, the fact that we were doing a film in a place that was completely transformed. We were doing a film about the past, and we're in a place where the past didn't really exist, besides in the minds of everyone, but not in the physical structures that you could see in the village. And so it really became, this idea of the film was like, how can I make the past exist in a place where just there's only the present, in a way of like how things were built. Oh, sorry. It's okay. Sorry to interrupt. Non avevo un vero e proprio sceneggiatura, diciamo. L'idea è nata qualche anno fa, quando mio padre ha iniziato a scriverci, a mandarci per email le storie della sua infanzia che ci raccontava da piccoli, e leggendoli mi sono resa conto che c'erano tantissimi dettagli, erano molto precisi sulla sua infanzia, ed era come se la sua infanzia si fosse un po' cristallizzata nella sua memoria, e ho deciso di tenerle tutte queste storie, e ho iniziato... Scusate. Ho pensato che fossero anche delle storie che potevano essere ben trasposte al cinema, e quindi ho voluto appunto creare questa storia. Ho creato una sorta di copione molto basico, basato appunto sulle sue storie. All'inizio lo immaginavo più come un lavoro di finzione, poi in realtà andando lì proprio nel villaggio con mio papà ho visto come era cambiato il villaggio, era davvero molto cambiato, il passato che lui si ricordava non esisteva più, rimaneva solo nella sua testa, e quindi quello che ho pensato è stato: come posso ricreare un passato quando in realtà c'è solamente un presente? And so what happened is that once we started making the film, I realized also that the experiences of making the film were so strong, because it was only the people from the village that participated, that were children from like a new generation. There were people who had heard of the different stories that my father was talking about and were also participating in the film. So it felt like this transgenerational film in a way. And then so the fact to have two cameras, then what was really fiction camera, another one that was documenting the behind the scene in a way of that process, felt very necessary, because this is where the emotion lied truly in the experience of recreating. And the whole investigation that you see us kind of going forward with my grandmother is something that really came through from making the film over the space of like 2 years, where I went back many times, and this is how I felt like I got to know my grandmother more, from like integrating her in the film, and I realized that there were so many missing parts to her story, and especially related to her disappearance.
All'inizio del film, quando abbiamo iniziato il film, ho avuto questa sensazione di vivere un'esperienza molto forte, perché comunque il film diciamo, al film hanno partecipato solo gli abitanti del villaggio, sia le nuove generazioni, come avete visto, ma anche semplicemente persone che avevano ascoltato la storia di mio padre. Quindi è stato un lavoro transgenerazionale, se possiamo chiamarlo così. C'erano anche 2 camere separate, una per la parte proprio documentaristica, quindi che un po' riprendeva anche il backstage, diciamo, della mise en scène, poi di tutta la parte più fittizia che era la seconda camera, e poi ho voluto anche inserire all'interno del film la parte di indagine sulla scomparsa di mia nonna, perché in questo modo sono riuscita a conoscerla un po' meglio e anche appunto a inserirla nel film, anche se mancano molti elementi. E questo tra l'altro è un lavoro che è durato 2 anni, quindi è un lavoro molto lungo di ricerca. Il Kosovo è un paese che è stato caratterizzato da molti conflitti dolorosi. Oggi è riconosciuto da 100 paesi nel mondo, in Europa da solo 22. E mi chiedo e ti chiedo, tu ti definisci, credo correttamente per la tua biografia, svizzera albanese. Cos'è per te questo concetto di patria, di terra natale, di radice? Cosa significa per te e come lo senti tu in questo essere cittadina di molti posti? Sorry. So Kosovo has lived many painful conflicts, and still today is only recognized by 100 countries in the world and only by 22 countries in Europe. So you say that you're Swiss Albanian. So how do you feel about your motherland? What's your idea of motherland? So I was born in Switzerland with a father from Kosovo, a mother from Albania, and with a father who didn't have a Kosovar passport because Kosovo was not an independent country, and it became an independent country in 2008. And so I grew up with a father saying, like, you know, you're Albanian, we're all Albanian, because it was in a way to resist the annihilation, the erasure, the repression that was going on for decades prior. And so for me, I think it remains something a bit political to say I'm Swiss Albanian, even though Kosovo is its own country and it's a country that I very much differentiate now from Albania. I still feel like there's a strength in that word of like being Albanian, because it's also a word of resistance to, in many ways, of wanting to exist. And so I define myself as a Swiss Albanian. This is Io sono nata in Svizzera appunto da padre kosovaro e da madre albanese. Tra l'altro mio padre non ha neanche il passaporto kosovaro, perché all'epoca non era un paese indipendente, l'ho diventato solo nel 2008. Mio padre dice sempre che noi siamo albanesi in realtà, ed è un modo anche forse per resistere all'annullamento, diciamo alla distruzione che il Kosovo ha subito negli anni. Quindi il fatto che io dica di essere svizzera albanese è quasi uno statement politico, diciamo, anche se appunto adesso il Kosovo è un paese, quindi è un segno per me un po' di forza e anche di resistenza in qualche modo. L'ultima cosa che ti chiedo è semplice, c'è molta bellezza nel film, anche nel titolo, questo asino, che cosa rappresenta per te? Una figura mitica forse, anche molto semplice? So there's a lot of beauty in the film, also in the title. So what does the donkey represent for you? Is it also a kind of mythical animal? So I grew up with this representation of the donkey since I was a child, because this story comes from my father telling us about him meeting the first donkey of the village when he was a child, and it really stayed with him, that because he waited for the birth of the donkey for many weeks, and then he kind of like slowly went into the farm to kind of see the donkey, and there was this meeting that really for him became like the most beautiful animal in the world, was this donkey. And it's such a simple story, but it kind of like, it stayed with him. And then as I was growing up, it also stayed with me. And when my father started writing the stories of his childhood, he gave a title to all of them. And one of them is called The Beauty of the Donkey, La beauté de l'âne. And in French, La beauté de l'âme is like, is similar to La beauté de l'âme, which is the beauty of the soul.
And so it was kind of play on word. And so he said that if one day he would write a novel about his life, his childhood, he would call it La beauté de l'âne. And so it kind of stayed as the title of the film as well. Sono cresciuta con mio padre che mi raccontava la storia di questo asino che l'ha visto nascere, che andava sempre in fattoria, e quindi questo incontro con questo animale l'ho reso per lui l'animale più bello di tutto il mondo. È un racconto semplice, una storia semplice che però mi è rimasta dentro anche a lui. È una storia appunto sulla bellezza e si chiama appunto tra l'altro c'è un gioco di parole perché in francese sarebbe la beauté de l'âne, ma sarebbe anche, suona molto come la beauté de l'âme, che significa la bellezza dell'anima, e quindi mio padre diceva sempre se scrivessi mai una storia diciamo sulla mia infanzia la chiamerei appunto La bellezza dell'asino. Bene, il vostro momento, se c'è una domanda, un parere sul film dal pubblico. Any questions from the audience? Là, vedo. Non so se abbiamo... Sì, c'è un microfono che sta arrivando. Hi there, nice to meet you. I just want to ask you one thing about the movie. And I want you to ask how difficult for you was to imagine like the movie and the documentary and making a sense, like, how can I say, recording the childhood, the moment that you share with your father, and how can I say, keep going with the recording of the documentary. So how was in your mind the logic about the script? Can I just translate? Yes. Quanto è stato difficile, diciamo, far convivere la parte del, diciamo, il realizzare il documentario, dargli un senso, anche rivivere un po' i ricordi dell'infanzia di tuo padre e condividere anche dei momenti con tuo padre, diciamo, c'è stata una logica dietro? It's a really good question, and it's really related to the process of making the film. I think taking the time to do something sometimes gives you very many gifts, you know, in understanding your position in a film. And when I first started, I felt like I was going to be this kind of in-between figure, you know, that I wasn't going to be so much in the film. And then I realized that it was really unfair, that I wasn't going to be in the film for my father, who was being so vulnerable in the whole process of making the film and sharing so much about his childhood, where he came from, and all the participants also of the film who were the people living in the village. And I was the instigator, you know, I'm the one who kind of like came and said, let's make a film about all of this. So I needed to own my role in a way. And so what happened, I was talking a lot with my editor and my co-producer in Kosovo, and we said, like, my role is the director role. Like, in the film, in the documentary, like, I'm going to be represented as it, because this is really my role, and this is what the space I need to be in. And so for all the fictional scenes with the children and stuff, I felt like, for me, the fact that there was another camera filming, I just didn't pay attention to it, of course. Like, in a way, of course, I had to give directions to it at some point, but I really gave freedom to the documentary camera. We did a lot of like talking before with the operator. One of them is Italian, Greta, and we did a lot of talking, and I showed her some of the footage and stuff like this of like how, you know, what kind of things I wanted her to focus on, but then she was completely free to document. And then what happened was that there were certain events, like the train station moment, the moment when we were in the archives. This, for me, I was not a director at all in these moments. I was just a participant in the documentary. And so I really delegated that role to the first AD, the first assistant director, for example, that took over, you know, the directing in those parts where I felt like I just had to be there with my father and emotionally just connected to that point of the investigation and nothing else. So
it had a lot of layers and a lot. Sorry, I'm gonna. That's okay, just finish. It's hard to stop. Yes. You can finish. No, and then just for the editing, with my editor, she's really amazing. She's Italian-French editor, and we had like so many layers like of the story, you know. We had like, and we just did all these cards and saying like, these are all the layers, and then we said everything has to fit together and everything needs to be fluid. Like all of these layers are part of one story. And like, I don't want to differentiate like that we do this as documentary, this. At the end, it's just the story of the film and people need to experience it like that, that there's not a distinction between the two. Beh, sicuramente, innanzitutto grazie della domanda, è una bella domanda. Allora, quando si investe tanto tempo, in realtà si è indietro anche molto, perché diciamo si può ragionare anche sulla propria posizione anche all'interno del film. All'inizio pensavo di avere un ruolo, diciamo, un po' a cavallo, no? Cioè un po' regista e un po' protagonista, ma pensavo in realtà che non fosse tanto giusto nei confronti di mio padre, che si era molto esposto, si era reso vulnerabile un po' davanti alla telecamera e anche nei confronti degli altri partecipanti. Scusate, stasera niente, il taccuino non collabora. Io ero un po', tra l'altro mi ero presentata a loro come una sorta di investigatrice, poi ho parlato molto con l'editore, con il coproduttore e ho detto ok, io sono la regista e quindi anche nelle parti, diciamo, di finzione che vedete c'era un'altra telecamera, però diciamo ho lasciato molta libertà all'operatrice della telecamera. Abbiamo parlato molto, io ho mostrato anche il girato, abbiamo parlato sugli aspetti su cui doveva focalizzarsi. Invece ci sono alcuni eventi, soprattutto quelli alla stazione e nell'archivio, in cui ho smesso di essere la regista e sono diventata una partecipante, diciamo, ho delegato il lavoro all'assistente della regia perché dovevo essere lì con mio padre e dovevo anche connettermi, diciamo, emotivamente alla storia. Quindi nel film ci sono tanti strati, è molto stratificato il film e abbiamo fatto un grande lavoro di editing con la mia montatrice, che è speciale, diciamo, e abbiamo come messo insieme tante carte e poi alla fine abbiamo cercato di creare un lavoro che fosse il più fluido possibile, che fosse solamente una storia e che il pubblico potesse vivere una storia unica. Caterina Bovini, la nostra interprete. Chiara Scipione per l'interpretariato in lingua italiana dei segni. Avete visto che alle nostre spalle si sta preparando un regalo per voi, ce ne sarà un altro fuori alla fine di questa piccola chicca, però prima c'è un momento importante, vi chiedo ancora un secondo di pazienza perché il festival da un po' di anni ha scelto di non avere sponsor commerciali, di fare un'azione al contrario, li chiamiamo no sponsor, promuovendo noi, dando quello che possiamo, pubblicità, visibilità ad alcune istituzioni, NGO, capaci in qualche modo di attivare riflessioni sui diritti civili. So on the stage you can just see something that is, you know, preparing. It's a gift for you, but we ask you to wait just a couple of minutes more because the festival decided not to have any commercial sponsor, but to sponsor itself some NGOs, some organization that really can, you know, raise awareness on certain topics. Laura Petruccioli di Amnesty International che promuove questa serata con noi e speriamo ci aiuti a portare il film in giro per l'Italia. Buonasera, grazie, complimenti, piacere. Buonasera, grazie al festival. Non è il primo anno, ogni anno partecipiamo con dei film bellissimi. Quello di questa sera l'abbiamo scelto perché è proprio la rappresentazione di quello che i conflitti lasciano nelle comunità, non solamente durante il conflitto, ma anche l'eredità che resta e come si può poi convivere con questa eredità. Secondo noi l'unico modo per andare avanti e superarla è avere giustizia. Fino a quando non si saprà dove stanno le persone scomparse, fino a quando gli stati non collaboreranno per davvero per ridare volto, nome
e quindi far trovare la pace ai sopravvissuti, alle sopravvissute e ai parenti delle persone scomparse. Non si riuscirà ad avere una società veramente pacificata. L'anno scorso sono stati 30 anni dal genocidio di Srebrenica, e non dico a caso genocidio, perché c'è ancora molta gente che continua a chiamarlo massacro o addirittura continua a negare che sia esistito. Qualche giorno fa abbiamo ricordato 50 anni dal colpo di Stato in Argentina, e qualche settimana fa abbiamo ospitato a Roma uno degli ultimi nipoti ritrovati dalle abuelas di Plaza de Mayo. Mi fermo un attimo. Good evening, everybody. Thank you for the festival, for having us. This is not our first year. We chose this film to show what conflicts can do to communities, not just while they leave the conflict, but also what happens afterwards, how they live in the aftermath of conflict, in order to overcome. In order to overcome justice, because there can be no justice, there can be no peace until there is no cooperation with states, with countries, until the people who are lost cannot be found, until the families cannot find peace. So a couple of days ago, it was the 30th anniversary of the Srebrenica genocide, and still somebody denied it was a genocide, so it's a strong word to use. And 50 years ago, we celebrate the 50th anniversary of the Argentinian coup, and a couple of weeks ago we hosted one of the last survivors, let's say, of the coup. E tutto questo solamente per dire che in realtà in tutto il mondo questo continua a accadere. Associazioni come la nostra vanno in giro proprio per cercare di organizzare delle campagne per combattere quello che accade, per dare solidarietà e aiuto alle persone che chiedono giustizia. E chiudo semplicemente ringraziando ancora e dicendo che in città si sta formando un gruppo di Amnesty che da qualche anno non c'era più, e se siete interessati potete scrivere ad attivismo@amnesty.it o cercarci sul sito amnesty.it, perché per noi è importante che ogni persona si attivi o con Amnesty o con altre associazioni, ma per resistere in questi tempi veramente bui in cui la giustizia internazionale purtroppo è sempre attaccata da più parti. E insomma, documentari e festival come questi servono proprio a ricordarci che insomma noi ci siamo ancora. Grazie. With all that is happening in the world, NGOs like Amnesty are trying to organize campaigns to have solidarity, to have justice, and I really want to thank the festival also. And in Pordenone we're going to have a group of an amnesty group. So you can write an email. You can also visit our website. It is very important that people are active in these dark times, and so the role of documentaries, the role of festivals are especially important to remind us that we are here and that we can do something. È il momento della musica, ne avrete fra poco dell'altra fuori Spazio Zero dopo questa performance. Il film ci ha fatto un altro regalo, ci ha fatto scoprire un artista che state per vedere su questo palco, indie folk, arriva direttamente da Pristina. So now it's time for music. There's going to be some here on the stage and then later on outside in Spazio Zero. And thanks to the film we got to know an artist from Pristina. Facciamo un grande applauso, si spegneranno le luci, a Arbresh.